vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Per il compagno Stufa, Tubani supera un uomo e subisce anche fallo, calcio di punizione, primo fallo cumulativo per il Goldbet Tintarella. Parte ora con il sinistro ed è parata per il portiere che manda la palla in corner. Cross al centro, ma sbaglia l'appoggio, la riprende Stufa, supera il diretto avversario, si porta dentro l'area, scarica l'indirizzo di Tubani che col destro tenta il tiro, ma Ragni intercetta. Tubani scarica a sinistra per Carboni, se la porta sul destro, di nuovo sul sinistro e prende il palo con la conclusione d'improvviso. Caperchi per il compagno Carboni, se la porta sul sinistro, lo prova di nuovo ed è 1-0 per il Goldbet Tintarella, con Carboni che spara il sinistro, il portiere viene sorpreso. 1-0. Di nuovo Ragni, Pauletti, scarico per Flores da solo davanti al portiere, pareggio immediato per il two work che si porta sull'1-1 con Flores. Sabatini tenta di liberarsi, viene servito ora sull'out di sinistra ma intercetta in anticipo il difensore, riparte con il numero 9 solo davanti al portiere, supera anche il portiere ed è autogol di Flores che ha tentato di levare il pallone dalla porta ma non ha fatto altro che portarsela dentro. È 2-1 per il Goldbet. Tenta l'elastico nei confronti di Tubani, non riesce, Tubani intercetta ma recupera subito palla to work, servito il compagno Flores con il sinistro, spara sotto l'incrocio da 2 passi dal portiere, pareggio immediato di nuovo per il to work. 2-2. Tenta l'1 contro 1, non riesce, perde palla, riparte Tubani, scarica l'indirizzo del numero 9 Carboni, allarga per Freddiani da solo davanti al portiere, gliela fa passare sotto le gambe ed è 3-2 per il Goldbet Tintarella. Si riparte con Stufa, Tubani, Coperchi, anzi no, Carboni, avanza Carboni, se la porta sul sinistro, tenta di scaricare il tiro, pallone sul palo, occasione improvvisa da parte di Carboni. Cammelli capisce tutto il difensore, riparte ora, si tratta del numero 6 Sterbini, supera un uomo, scarica per Carboni che di sinistro tenta il tiro, ma Delle Chiaie riesce a intercettare in calcio d'angolo, buon intervento difensivo del portiere. Fiammelli tenta il tunnel su Stufa ma capisce tutto, si invola sulla destra, scarica sul compagno solo davanti al portiere ma grandissima uscita di Delle Chiaie. Stufa, lancio lungo per il compagno ma capisce tutto Pauletti, solo davanti al portiere con il destro in sacca per il 3-3 del two work. Pauletti in contropiede ha trafitto il portiere. Parte adesso Goldbet con Sterbini, supera, passa elegantemente, scarica per il compagno da solo davanti al portiere, grandissimo intervento difensivo, doppio intervento difensivo. Stufa non ci riesce, scarico per il compagno, di nuovo Freddiani, tenta il destro da lontanissimo, ottimo intervento di Delle Chiaie. 1 contro 1 con Tubani, scarica per Flores che di sinistro tenta il tiro ma Stufa con il piede riesce a deviare, di nuovo pallone per Flores, scarica per Ragni, 1-2 con Flores, bellissima azione che si concretizza con il gol di Flores che di piatto davanti al portiere segna per il 4-3 to work. Riesce a girarsi, ci riesce ora, allarga per Pauletti, supera il diretto avversario, tenta la puntata ma che bel gol di Pauletti che di punta manda sul 5-3 il to work. Il pallone, riparte la Goldbet con Stufa, Tubani supera l'uomo ma cade per terra, si rialza, supera un altro, un terzo ancora Tubani, pallone tocca il palo ma bellissima azione personale di Tubani. Riparte il two work, riperde di nuovo palla Stufa, allarga per Tubini solo davanti al portiere, lo mette a sedere, lo supera e di sinistro in sacca, accorcia le distanze Tubani con un'ottima azione personale, punteggio 5-4. Larga per Carboni, di nuovo Tubani, fischia ora il termine dell'incontro l'arbitro, il punteggio che si ferma sul 5-4 per il to work che allunga sui diretti avversari, si porta a 28 lunghezze.